Bella raga, ciao a tutti, come Done Veneziano. Questo è il video più importante forse di tutti perché è il video delle Olimpiadi. Vogliamo dominare la scena alle Olimpiadi, abbiamo tutto 100 praticamente, tranne la velocità. Chiaramente ci spariamo tutto, le staffette, non staffette e quant'altro. Ragazzi, voglio tutti gli ori possibili, anche quelli non omologati, non da Hall of Fame. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Che bello, con tutte le sovraimpressioni olimpiche. Mamma come godo. Mamma come si gode. Mamma come si gode. Raga, ci becchiamo per il turno comundiano. Giacomel ha fatto il possibile, ma eccolo qua il debutto del Cube. Il debutto del Cube alle Olimpiadi. Siamo secondi. No, vabbè, è qualcosa di meraviglioso. È qualcosa di senza senso, guardatela. No, beh, questa è la foto. Ciao, raga. Siamo secondi, purtroppo è un po' deluso. Giacomo nel primo poligono ve ne ha sbagliati addirittura due. Adesso Veneziano deve fare l'impresa. Comunque una staffetta ci sta per rompere il ghiaccio, eh. Ci sta la staffettona per rompere il ghiaccio. Poi nelle gare singole dobbiamo dare tutto, raga. E non vedo l'ora di portare le Olimpiadi anche con NGL Biathlon. Mi spiace per Torino, ci sarà comunque sci di fondo, ma NGL Biathlon è qualcosa di sublime. Dopo è chiaro che ci sono le donne che non sono sicuramente fortissime, dobbiamo sperare in un miracolo. La medaglia è molto, cioè quasi impossibile nel mix. Quella invece è la staffetta normale uomini, invece possiamo fare veramente grandi cose. Certo che Veneziano è veramente un motore a tutto 100, signori. Non dobbiamo sbagliare nulla e portare le donne con un vantaggio. Lo speravo 20 secondi, ma 20 secondi non li prendo. Eccoci qua. Vai Kume. Vai signor Kume. Siamo alle Olimpiadi, signori. Siamo alle Olimpiadi e Veneziano, alla grandissima Veneziano. Ciao Botton. E Veneziano vuole scappare via. Veneziano vuole regalare alle donne il vantaggio massimo possibile. Ricordiamolo che voci di corridoio narrano di un Kumendone che un po' così nel villaggio olimpico, con tutte le insomma colleghe, amanti, non lo so. Attenzione, c'è secondo Marecek, l'eterna sfida con Marecek. Giacomel purtroppo ha deluso nel poligono number one. Veneziano se ne vuole andare, ragazzi. Il Kuma ormai è di un altro pianeta, lo sappiamo. 8 e 6, 8 e 6. Quanto sta recupero? Madonna, Veneziano ormai è un fenomeno. Però Veneziano ha detto che vuole partecipare solo alle staffette, diciamo, olimpiche. Lui sta preparando perché vuole vincere tutto per entrare nell'Hall of Fame generale. Poi, più avanti, chissà. Ma adesso non è, diciamo, un problema kumendiano. Guarda come spinge, spinge che qua col super boost. Mamma mia, Veneziano è gasatissimo in queste Olimpiadi. E andiamo. Abbiamo già un vantaggio siderale. Non dobbiamo sbagliare. Grandissimo Kume, grandissimo Veneziano, mamma mia. Marecek comincia adesso a sparare. Adesso noi veramente regaliamo alle nostre fanciulle la miglior posizione possibile. Vediamo se riusciamo a stare sui 20 secondi di vantaggio. Certo Marecek non è scarso, quindi è chiaro che sarà durissima, però vediamo. 13 secondi, Mandzukic ci supera Marecek. Signori, le Olimpiadi qui in Francia. C'è una tensione onestamente senza senso.
Certo che è chiaro che più che altro, visto che abbiamo un vantaggio, spariamo lentamente, ragazzi. Cioè, non serve andare veloce per far cappelle. Sta spingendo come un... Mamma mia, il Cume vola. Il Cume vola 14-2, signori. 14-2 per il talentissimo. E adesso andiamo, adesso andiamo. È pronta la nostra fanciulla, vai. Ci becchiamo alla fine. La Carrara ci ha tradito la seconda, all'inizio del secondo poligono. Ha fatto 4 errori. Siamo quinti, incredibile. Purtroppo siamo scarsi a livello donne. Sesto posto, peccato. Peccato, la Francia vince l'oro. It's incredible. It's 45 euro comunque. 5 euro. Va bene. Adesso abbiamo la sprint. Adesso ci giochiamo le medaglie vere. Meno 6, meno 10. La tensione è a dir poco afrodisiaca. Meno 6, meno 10. Vai. Ricordiamo che non abbiamo tante chance alle Olimpiadi. Sono ogni 4 anni e siamo nel nostro super mega prime. Fra 4 anni probabilmente non siamo nel prime, siamo nella parabola minima, ma comunque in una parabola discendente. Adesso. Questa è l'Olimpiade dove dobbiamo dimostrare che siamo i più grandi, i mas grandi. Dai ragazzi, un solo grido, si alzerà. Vai Cume. La la la. Vai Cume. Tutta l'Italia con te, veneziano. Tutta l'Italia con te per questa gara sprint delle Olimpiadi qui in Francia. È il sogno di una vita per il veneziano che prima ancora della Coppa di Cristallo vuole il titolo olimpico ovunque. Vediamo. Ci sono tante prove. Per errori, bisogna capire anche gli errori degli avversari, chiaramente. La sprint è pericolosa, lo sappiamo. Per entrare nell'Hall of Fame serve solo un metallo, quello più prezioso, l'oro. Vai Cume, sei masgrando. Un veneziano spagnolo sei. 0-3 da Muller Turgau. Sicuramente il circuito francese non è tra i preferiti dell'asso italiano. Però il Cume dalla sua una classe ormai devastante. 1-7, 1-7. Non possiamo permetterci errore al poligono, lo sappiamo, la sprint è così. Però il problema è che qua non siamo in Coppa del Mondo, qua non abbiamo una seconda chance. Vediamo, Botton 2 errori, Marecek 0. Marecek chiude a 0 errori, attenzione, Jonas Marecek. La nemesi cumendiana, porca miseria. Grazie, tanto per il meno 1 e 2 ho capito nella proiezione. Scusate, devo avere il mirino qua. Eccolo qua, l'errore olimpico. L'errore olimpico, incredibile. Al 90% abbiamo già buttato via una medaglia d'oro. Incredibile errore come andiamo. Il super favorito veneziano. La sento, porca puttana. Adesso basta, bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo, non possiamo più far calcoli. Incredibile. L'errore che non dovevo fare alla sprint. Così rischio di rovinare anche la gara in seguimento. Incredibile, veramente. Questa è una delusione atroce. Non li recuperi tutti questi secondi su Marecek, perché gli altri hanno sbagliato, ma Marecek no. Il veneziano sta spingendo al massimo.
Deve recuperare in pista e poi chiaramente fare un poligono preciso e anche veloce. Una brutta botta, una brutta botta. E mancano ancora campioni. La sprint sappiamo è la più pericolosa perché basta un minimo errore, però non recuperi tutti questi secondi a mare. No, no. Non li recuperi neanche se vuoi tutti questi secondi a mare. C'è. Mamma mia che beffa atroce per Veneziano. Beffa atrocissima. Anche Müller non ha sbagliato comunque. Il ritardo è colossale. Dio mio. Niente, Veneziano butta completamente le ortiche e tutto. Eccomi qua, raga. Sono veramente giù di morale perché stiamo buttando via veramente. Abbiamo buttato via completamente la prima gara. Il primo oro è già volato. Che bello. Almeno ti prego, non lo deve vincere Marecek. Non lo vince l'austriaco, dai. Speriamo che non Giacomel perché ha solo 2 ori. Ecco, magari no il terzo, grazie. Noi sicuramente fuori da tutto perché con 2 errori sicuramente la medaglia olimpica, per quanto siamo delle bestie dopo con gli sci, ma... ragazzi, questa è la situa. Abbiamo buttato via un oro fondamentale, lo sapevo, la tensione olimpica... Diciamo che la sprint era la gara più pericolosa perché dove non devi sbagliare mai. Certo che adesso mi sto giocando anche la gara in seguimento perché se ho più 11 dal secondo... mi devo fare veramente un culo così per recuperare. Beh, che nervi, raga, che nervi. Siamo dietro, anni luce siamo. Che battuta d'arresto scandalosa, signori. Purtroppo abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare. Molto deluso Veneziano, lo si vede in volto. E siamo già fuori medaglia. Il Cube piange, mamma mia. Sesti addirittura, Giacomel prende l'argento, Marecek il bronzo. Per noi solo una delusione atrocissima. E sarà durissima anche la gara in seguimento. Cosa abbiamo buttato via? Siamo proprio dei pill. Ok. Scusate. Più 5 più 1. Vai raga. Delusione scandalosa per il veneziano. Attenzione, si parte ragazzi, gara in seguimento veneziano. Veramente ha un compito molto difficile, recuperare il tempo di ben 9 secondi dal primo. Sesti nella gara in staffetta e addirittura sesti nella gara sprint. Veneziano ha come obiettivo scelto almeno 3 ori. 5 medaglie totali con 3 ori, per il momento siamo a 0. Molto lontani dalle 5-6 medaglie che vuole il Cume. Almeno non ha vinto Giacomel. Almeno non ha vinto Tommaso Giacomel. E siamo al primo poligono. Il veneziano letteralmente furioso. Nell'Olimpiade l'ho detto, però il livello non è insane o insane, ma è insane più. C'è comunque una difficoltà in più che è la tensione comediana e la bravura degli altri che chiaramente ci...
sono ancora più concentrati. E si parte, ragazzi. Tensione incredibile, sbaglia uno Maricek e uno Müller. Qualcosa recuperiamo. Siamo ancora fuori dalle medaglie. Attenzione, Tommaso Giacomera al comando. Adesso Veneziano deve solo pedalare. E in silenzio. Una delusione senza precedenti per il momento. Veneziano sta spingendo veramente come un pazzo, non accetta non può accettare Veneziano questa situa. Come veramente teso, si vede, si percepisce. Sta arrivando di gran carriera, è già secondo, però è già secondo. E Giacomene a 5-2. Giacomene ha un argento. E adesso vediamo al secondo poligono di questi giochi olimpici, secondi giochi olimpici nella carriera comediana del biathlon. Errore per il quinta da fare. Sbagliano tutti, incredibile. Potevo andare primo. Potevamo conquistare la prima piazza. Che erroracci, mamma mia. Addirittura 2 errori per l'austriaco. Niente da fare, raga. Stiamo proprio sbagliando tutto. Porca di quella vacca. E abbiamo Maricek al comando. Niente da fare. Adesso sì che sono dolori di panza. Già un errore al secondo poligono. Hanno sbagliato anche gli altri, ma Veneziano non ne ha approfittato. Veneziano sente troppo l'evento. Ma guarda, mi stanno girando i coglioni, raga. Non avete neanche idea. Sto rischiando di perdere il secondo oro. E le Olimpiadi sono pesanti perché tornano tra 4 anni, ragazzi. Questo Prime qua non ci sarà più tra 4 anni. Inizierà forse la parabola discendente minima, perché comunque abbiamo probabilmente 30 anni, se non sbaglio. Tra 4 anni, però. Siamo tutti là, ragazzi, ma il Cume non è freddo, il Cume non è tranquillo, il Cume non è il Cume. Dopo una Coppa del Mondo che sta letteralmente nominando, non possiamo fallire ancora dopo una sprint. Le staffette pazienza, però la sprint, raga. Vai. E adesso come devi dimostrare di essere il più forte, cazzo. Non ne gira una, ragazzi. Maricek 3 errori, ma non ne sbaglia neanche uno. No, è finita, raga. Per l'oro è finita. È in altra gara di merda. Evviva. Fuori da tutto. Fuori da tutto ancora. Maricek è crollato sotto il peso della tensione olimpica. Le Olimpiadi è tutta un'altra storia, ragazzi. Mamma mia, che difficile, Fiori. Cioè, la tensione è ingestibile. È un fattore troppo grande. Siamo nel nostro prime, stiamo veramente. Che delusione, raga. Che delusione per il momento.
Rischio di non prendere neanche una medaglia, neanche in questa gara. $12 da Mandzukic. E ha fatto anche un errore Mandzukic. Ma noi 2 errori in 3 poligoni, ragazzi. Il più forte di tutti, veneziano, non è minimamente in giornata. Poligono Mandzukic, Giacomelli e tutti gli altri. Questi non sbagliano più, ovviamente. Sbaglia solo Tannermeier. Siamo terzi, ma sinceramente non sono soddisfatto perché me ne faccio poco di un bronzo olimpico. Non entriamo nell'Hall of Fame con il bronzo olimpico. Incredibilmente Giacomel e Tanner e Mandzukic impeccabili al poligono alle Olimpiadi. E se tra entrambi hanno svelato un colpo, quindi la sprint, non posso fare una sprint così negativa. Comunque si sta avvicinando per Veneziano la prima medaglia olimpica, ma è quella meno nobile ed è quella che sinceramente non ci dà nessuna emozione. Siamo troppo più forti degli altri, sta facendo una figura veramente negativa. Speriamo almeno nella vittoria di Mandzukic, se no Giacomelli si prende il terzo oro olimpico in carriera. Veneziano comunque saluta il pubblico, ma è delusissimo. Arriva comunque la prima medaglia olimpica per il Cume. Un piccolo applauso, ma niente di incredibile, sinceramente. Complimenti a Mandzukic. Andiamo a vedere il podio. Veneziano è delusissimo. 2 italiani su 3, però il posto più importante ce l'ha Mandzukic. Andiamo a vedere chiaramente nell'Hall of Fame veneziano. Non esiste. Non ho parole. Non ho parole. Faccio fatica a commentare. Individuale, ragazzi. Qua l'obiettivo meno 16, meno 20. Qua possiamo sparare più lentamente. Partiamo. Giacomel parte prima. Müller. Ma tutti i big, diciamo, partono prima. Critiche atroci dalla stampa italiana. Veneziano un solo bronzo e Giacomello un argento. La spedizione azzurra del biathlon alle Olimpiadi francesi non è meravigliosa. Adesso il Cume è un individuale questa e non è una sprint, quindi sono da solo contro il tempo e contro i poligoni. Giacomello un errore al primo, Müller un errore e sono errori pesanti questi. Veneziano parte. È notte qui in Francia ed è anche un percorso lungo, raga. Mamma mia, sarà proprio una gara eterna questa. Adesso, ragazzi, serve la massimale. Dai, come sono bellissimi i loghi, bellissimo tutto, ma manca loro. Avevo ancora 3 medaglie a disposizione di quelle, diciamo, da Hall of Fame. L'individuale, la short individual e la mass start. Ne ho già accannate 2. Ho un bronzo olimpico, per carità, meglio di un pugno sul
sul viso, però. E adesso il veneziano deve prendersi tutto il tempo possibile. Mandzukic 2 errori, Giacomel 2 errori, Marecek 1 errore. Calma. Per piacere, Kume, stai calma. Me la sono presa un po' troppo comoda forse. Ma va bene così. Wright 0, attenzione all'americano Wright. Siamo molto più forti di Wright però. Ragazzi, se vinco mi compro il fucile d'oro e devo vincere però almeno 3 ori, quindi tutte le restanti 3 gare dell'Hall of Fame, non diciamo le staffette. Questa è una promessa. C'è una tensione attorno alla star veneziano incredibile. E Giacomel comunque in carriera ha vinto solo 2 ore alle Olimpiadi, quindi l'Italia non ha vinto tantissime medaglie, anche se comunque Giacomel è primo per ori. E Bionaz ha un oro, ragazzi. Cioè Bionaz ha un cazzo di oro olimpico. Dai, è un'ossessione l'Olimpiadi per veneziano. Troppa barra verde abbiamo usato però, E andiamo al second polig. Con calma, come non deve avere fretta. No, mi ha laggato, non è vero, mi ha laggato in quel momento, niente. Mamma mia ragazzi, però non è possibile. No, non c'è verso, non c'è verso. E Wright non ha sbagliato neanche il terzo, incredibile. Dai. Incredibile. Mi ha laggato all'ultimo tiro. No, se vince il Wright l'oro me ne vado, cazzo. Mi ha laggato. Stanno sbagliando un po' tutti, c'è una tensione incredibile in queste Olimpiadi. No, ma lui, se non sbaglia il Wright non vinco l'oro, è impossibile. Non recupero 14, anche se senza errori al poligono recupero 14 secondi. Posso recuperare 7-8 secondo me massimo. E non devo sbagliare più oltretutto. Incredibile Wright. Un coglione.
Lasciamo perdere. Bisogna capire right al poligono. Right al poligono. Right mette tutto. Ti prego, almeno un errore di right. Un errore di right. Doppio errore di right. Adesso pensiamo a noi. Comunque non so se mi ha laggato o no, so solo che mi girano i coglioni. Adesso il pericolo, stanno sbagliando un po' tutti, bisogna capire però quelli dopo perché se, ne mancano comunque ancora dopo di noi, se non ne fa zero, magari siamo più veloci però nulla è scontato Beppe. Adesso Veneziano deve veramente tirare come un disperato e poi ovviamente non possiamo fallire al poligono. Due errori di Campbell Wright. Non lo so ragazzi, non lo so. Un errore perché per Tannenmaier. Con 0 errori è oro sicuro, con uno non è sicuro, raga. Purtroppo così il biathlon. Però non devo sbagliare, ecco l'ultimo poligono è di un'importanza fastidiosa. Siamo stanchi anche. Stiamo veramente rigettando tutto oltre l'ostacolo. Sarà l'ultimo giro duro, perché non abbiamo più energie. Veneziano all'ultimo poligono, Veneziano sa che non può sbagliare. Tantissimi errori comunque. Un po' lento, ma ho troppa paura. Un errore, ci giochiamo. Jefferson, un errore anche lui. Siamo in prima posizione, ma siamo stanchissimi, però recuperiamo un po' di barra blu. Bisogna capire quelli dopo di me, chiaramente. L'oro non è scontato, ragazzi. Purtroppo un errorino ci sta costando la tranquillità. Dai Kuma, dai Kuma. Penso dobbiamo dare tutto qua, nonostante, ripeto, una stanchezza clamorosa, perché abbiamo tirato come dei disperati dopo il primo errore al secondo poligono. 5-1 di vantaggio. Bisogna capire chi c'è dopo. Quelli prima di me hanno tutti sbagliato qualcosa, Attenzione Marecek, va anche 3 errori Marecek addirittura. Non c'è Giacomella no, c'è anche Jack con 3 errori. Quasi tutti. Mandzukic manca. No, anche Mandzukic. Ci sono tutti i big. I big ci sono tutti, signori. Adesso sarà solo un atroce
sofferenza per capire se ci siamo conquistati il primo oro olimpico della carriera. Vediamo, noi siamo primi ovviamente. E adesso bisogna solo pregare. Ed è gold medal. Ed è gold medal. 7 secondi su Tannermeier. Gold medal per Veneziano. Entriamo nell'Olimpo dei grandi. Entriamo nell'Olimpo dei grandi. Veneziano entra nell'Olimpo dei più grandi. Mamma mia, che tensione, raga. Che tensione, raga. Hall of Fame, Olympic Gold Medal. Esiste anche il cume, signori. Esiste anche il cume. Esiste anche il cume. Ah, vedi, aumenta, però quindi aumentano anche 38 e 15 vittorie. Questo è importante. Ah, qua c'è, però vedi, comunque conta anche qua. Bene, questo è importante. Un attimo solo che mi devo riprendere. Mamma mia, Scatolin ci ha portato in posizioni non molto nobili. Vai, 13esimi siamo. Dove recuperare, però ci siamo tolti un bel Madonna, un distacco abissale. Sì, ma Scatolin che... Cioè, le donne sono scandalose, purtroppo. L'incredibile in realtà è tutto il contrario, nel senso sono fenomenali. Ma le donne sono sempre fenomenali, però qua sul biathlon NGL no. Vediamo Veneziano se ha la forza di recuperare, ma troppi secondi, cioè. Abbiamo un distacco abissale. Però le Olimpiadi dobbiamo farle tutte, alle Olimpiadi ci mancherebbe anche altro. Però mi sono tolto un bel peso, intanto il primo oro olimpico è arrivato. E comunque adesso il bronzo vale anche di più. Anche se è chiaro che devo, per le forze che ho devo fare 3 ori secondo me. Però questo è il bello, può essere anche il più forte. Ma non conta, la tensione è alta, troppo battito. L'ho un po' stracciatella, però devo anche rischiare. Battito, accelera. Vai, bravo Kuma. Recuperiamo un cazzo, ma va bene, troppo distacco, cioè non puoi sciare così, cioè. Cercare di salvare la baracca, poi che sarà sicuramente, non so, la vola Carrara e Giacomel, credo. Decima posizione veneziano, recuperato 6 secondi dal primo. Ma è chiaro che non bastano. Sette secondi recuperati. Devo fare 5 giri, non 3. Veneziano ci sta anche provando, ma è abbastanza improbabile una medaglia. Ovviamente continuiamo a recuperare ed è ovvio. Siamo comunque i più forti del mondo, ragazzi. Quanto ho recuperato, mamma mia che fenomeno il Kuma. Kuma recupera la grandissima, velocissimo. La proiezione, 8 ottavi. Quanto ho recuperato, mamma mia, avevo 36 secondi di svantaggio.
Ma Ardit scattolo. Sì, comunque un recupero fenomenale del talentissimo. È veramente un campione il Kume. Frattanto anche Giacomele, ovviamente. Però non abbiamo le basi. Siamo sesti addirittura. Sixth place. Ho recuperato 20 secondi in 3 giri. Mostruoso l'Italia di Veneziano. E adesso tocca... Ancora la scatto. Ah, siamo scattolo veneziano e basta. E poi c'è l'altra. Ah, hanno scelto la miglior uomo e la miglior donna. Ok, credo. Vabbè, guardiamo allora. Però deve fare un po' meglio qua. No, ma non gaffemo. Non sono 4 diversi. Ok, scusate ragazzi. Ti prego, non sbagliare il poligono. Primo poligono molto veloce però. Dai scat, dai scat. Guarda come la bruciano, però che sborga. Cioè. Mamma mia, fioi. La stanno sverniciando purtroppo. Ti prego, non mi sbagliare il poligono. Brava, bravissima, bravissima. Bravissima scat, bravissima scat. Ti prego, devi vedere tutto scat. Dai scat. Dai, scattolo del mio cuore, che poi ci divertiamo a fine gara se prendiamo una medaglietta, dai. Siamo ottavi, 34 secondi però. La vedo alquanto dura. Vai. Ottavo posto, ha fatto un miracolo la scat. Purtroppo ha sbagliato tanto nella prima manche. Il terzo posto non è iper impossibile, però è duro. 8 secondi, 30 secondi. 30 secondi sono troppi. Devono cappellare di brutto il poligono. Ha fatto una seconda manche meravigliosa, porca miseria, per i suoi standard. È durissimo. No, il podio è impossibile. Seven place. Vai Kume, vai Kume. Ovviamente c'è poca pressione, quindi non sbaglio. Però. Non recupero neanche niente. 36 secondi. Peccato. Per questo ragazzi non mi sparo le staffette, perché c'è troppa differenza, nonostante anche una prestazione sublime veneziana, per dire non ce la fai. Su quelle Olimpiadi ovviamente lo voglio perché le prime Olimpiadi ci sta, però o creiamo una squadra più competitiva è proprio impossibile. Con gli uomini sì abbiamo una chance, con le miste no. Deve nascere una campionessa.
Adesso fatica anche a recuperare. Veneziano ancora 35, meno di un secondo recuperato. Almeno quinti sarebbe bello finire, ma anche il quinto posto è duro, eh. Anche il quinto posto è duro. Ottimo poligono, ma serve a poco. Poi recuperiamo 4 secondi, ma nulla fa, raga, nulla fa. Sta davanti a noi, però neanche il quinto. Oh yeah. Blue flag, ragazzi. Doppiato. Veneziano vuole chiudere quinto, però anche il quinto posto lo vedo impossibile. Sono questi davanti qua, eccolo qua però. Ma in realtà non è impossibile, eccolo qua il quinto posto, eccolo qua il quinto posto, dai, top 5 va bene. Più di così non potevo fare. Le dura, oh, le dure, le dure. Soldini che arrivano, ma adesso abbiamo la staffetta, abbiamo staffetta e ma in realtà non esiste la short individual, cazzo. Se diciamo che la Master, magari me li compro anche la pistola, la Golden Gun, che non è così, non in inglese è un po' così. Peccato, 0 meno 5, 0 meno 5. Staffetta uomini qua. Abbiamo chance di medaglia, sì, qua sì. Mamma mia, Giacomelli insieme a Bionaz e Caoso Staltro, l'Edgebit, come cazzo si chiama? Mamma mia, cosa hanno fatto? Avevo un super vantaggio, devo solo amministrare, ragazzi. Ed è oro anche nella staffetta. Mamma che Italia, mamma che Italia. Vantaggio mostruoso. Dai, in carrozza, come te prega, abbiamo un vantaggio siderale. 14 secondi da bottom. No, che cazzo faccio? Sì, io vado. Sprinto il primo giro, grande Kuma. Con calma, adesso mi prendo il tempo che mi devo prendere, fanculo. Buono. Proprio in relax, in relax. Molto lento bottom.
lenti, lenti, lenti. 19 secondi praticamente. Boom boom. È un fumo devastante quello di oggi. No, beh, devo dire che i miei compagni hanno fatto un lavoro, signori. Fastidioso. Da quanto meraviglioso. 20 secondi la bottom. Dai che ci prendiamo anche la bandierona, speriamo. Mamma mia. Secondo oro per veneziano, purtroppo questo non riesco a capire perché non vale per l'Hall-of-Fame. Cioè, come può una medaglia olimpica non valere solo perché è nella staffetta? C'è una stronzata biblica. Vogliamo il bambierone. Oh 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 oh. Mamma mia, dominio totale qua degli azzurri. Siamo ancora veramente i campioni del biathlon. L'Italia sta dominando questa disciplina da 5 anni e questo è il sesto. Signori, questo è il cume. Vediamo se ci danno la bandierona. Bandierona, 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 bandierona. Campioni olimpici in staffetta. Secondo oro, purtroppo non vale per l'Olofame. Mamma mia, qua era 28 secondi. Mi seguono? E 80 bomboni. 80 bomboni. Siamo all'11° oro stagionale, ragazzi. Però purtroppo questo è scandaloso. Se non capisco il perché. Va bene. E qua rimaniamo a 15 e qua a 38. Ragazzi, chiudiamo con la must start. Meno 6. Meno 10. Se vogliamo il pistolone d'oro, dobbiamo vincere l'oro alla must start. Ultima prova olimpica per il secondo oro individuale. Per veneziano lo vuole, lo pretende. Che partenza di merda. Vai Fiori. Non serve sparare con enfasi, tanto è una must start. Partiamo tutti uguali, adesso noi nella parte sciata possiamo letteralmente asfaltare tutti. Attenzione però che nella must start sono tutti un po' più forti, Müller, Mandzukic, Giacomel, tutti i big ovviamente. Mamma che cume. Un bronzo e 2 ori per veneziano, uno non accreditato però. Che dà un fastidio sta roba, ve lo giuro. Mi sento un bambino speciale, cazzo, qua. È un fastidio mostruoso.
E vai, 0,7 Mandzukic è molto vicino. E andiamo per il first polygon. Non serve stracorrere, adesso siamo secondi ovviamente. Kaiser 2 errori. Porca puttana, se abbiamo perso tempo. No, non possiamo andare lentissimi, sti qua corrono. Mandzukic in testa, Müller il secondo, Veneziano terzo, quarto. Jonas Marecek. Giacomella ha sbagliato, un errore per Jack. Non possiamo andare proprio lenti, però mamma mia, sti qua corrono giustamente l'Olimpiade. Peccato per la sprint e l'inseguimento, ce l'ho ancora qua. Se vediamo qua che poi ce la dobbiamo giocare. Ho sparato troppo lentamente. Se ne sta dando di santa ragione Mandzukic e Müller. Siamo al secondo poligono. Vai qui. Bravo Kuma. Un errore per Müller, Mandzukic non sbaglia. Attenzione a Mandzukic. E anche a Marecek. Se Mandzukic è in serata non ne sbaglia una. Sappiamo che Mandzukic è così. Se è in serata Mandzukic non ne sbaglia mezza. Speriamo di no, chiaramente. Ma le Olimpiadi sono tutta un'altra cosa rispetto alla Coppa del Mondo, lo sapevo. Mamma mia, ho già finito tutta la barra verde. Questa non è una bella notizia per il finale. Ho bisogno assolutamente di prendere un vantaggio su Mandzukic. Non posso arrivare in volata, non ho più barra verde. No good, Kume, no good. Siamo vicini, però Mandzukic sembra in giornata. Giacomello un errore indietro, Giacomello. Giacomello ormai è una palabra discendente, ma si è preso un bel oro, dai, grazie a noi. Terzo poligono. Non posso più usare barra verde, devo tenermela per l'ultimo giro. Mandzukic è in serata. Sto sparando bene adesso, ma Mandzukic è in serata. Marietto in serata, cazzo. Questo livello insane più, signori. Le Olimpiadi sono insane più. E la cosa che mi fa male è che ho i parametri massimi possibili. Nelle prossime Olimpiadi non sarà così, credo. Ovviamente
Questo è il vero prime comendiano. Non posso neanche usare la barra verde purtroppo perché sono messo veramente male. Ne ho usato troppo, infatti sto perdendo. Incredibile veramente Mandzukic. Si sta inventando la gara della vita. È forte Mandzukic però. Quando è in serata non sbaglia un colpo, eh. Quando è in serata non sbaglia nulla. Devo sperare almeno. Chiaramente non posso sbagliare io, ma speriamo in una debacle completa di Mandzukic all'ultimo turno. Qua recuperiamo molto. Ho recuperato tantissimo qua. Sono velocissimo, ma Mandzukic non ne sbaglia. Incredibile. Pazzesco, sinceramente. Cioè, sfortunatissimi. Chiudiamo con un solo oro da Hall of Fame. E il prossimo anno, cioè fra 4 anni, chissà. Anche questa, speravo di poter dominare almeno questa Hall of Fame. E invece no. Mandzukic ci si è inventato la gara della vita, purtroppo. E quindi è solo argento, che per carità non è brutto, non lo buttiamo certo via, ma... Sì, sì, ma addirittura guadagna Mandzukic, c'è... Un po' stracciatella, sinceramente, ho dei parametri fenomenali rispetto a lui. Ho sparato benissimo, 0 errori. Vince lui. Sinceramente inspiegabile sta Mastart, che abbiamo veramente... Siamo andati alla grande, ma non basta. Purtroppo non basta. Non basta, raga, vince Mandzukic, si prende l'oro olimpico, noi solo l'argento. Dai, che tristezza. Solo un oro, cazzo. Ho sparato anche veloce, non è abbastanza. Peccato. Peccato, raga, peccato. Rimaniamo a uno. Eriksson, Grotnian, no, scusate, solo uomini. Mandzukic, Giacomel 2 ori. Veneziano rimane a uno. Maledetti, maledetti, maledetti. Le dure, le dure, le dure. Buono, adesso torniamo alla gara sprint, ma ovviamente ce la spariamo nel prossimo, però dai, dai, posso dire andiamo a shoppare. Qua non migliora niente, vero? No. Gold standard. Ma sì. Vai, cazzo, ci compriamo un po' di roba. Dato una cosa... allora, qua... Orange Bjorn. Ma sì, raga, festeggiamo. Festeggiamo, ci cambiamo tutto. Glove Orange. Anche qua c'è un bel orange. Vai. E anche qua. Ma sì. Qua chiaramente, cioè, non so, per esempio, Sole, guardiamo una cosa, Sole è un picco 8 con 14. No, ma teniamo sono i migliori i nostri. Mi hanno cambiato completamente tutto. Ok. Questi.
E gold. Non possiamo cambiare. Ah, non possiamo però. No, non possiamo la... beh, siamo l'Italia comunque, ci sta. Va bene, raga, comunque siamo più fighi adesso, siamo con la col pistolotto d'oro. Raga, sotto il commendatore veneziano, adesso torniamo ovviamente nella nostra Coppa del Mondo con un vantaggio importante. Raga, alla prossima. Ciao!